Ben ritrovati con le notizie di prealpina.it. Il pronto intervento di un sanitario dell'ospedale di Varese lo salva da un arresto cardiaco. Sul volo Catania-Malpensa un uomo è stato colpito da un malore a 20 minuti dall'atterraggio. 90 compressioni praticate, poi l'intervento con il defibrillatore e infine il ritorno del battito cardiaco. La moglie ringrazia il sanitario e fa sapere che il marito è in osservazione in ospedale ma fuori pericolo. Si è concluso con la condanna a 4 anni di reclusione il processo a carico di una parrucchiera 28enne di Gallarate arrestata lo scorso 3 febbraio per lesioni e maltrattamenti aggravati sulla figlia di 17 mesi. La donna spruzzava deodorante a distanza ravvicinata provocando lesioni e ustioni sulla pelle della piccola. La bimba era stata ricoverata in 3 ospedali tra Varese e Pavia e infine al Policlinico di Milano, dove i medici avevano ipotizzato che quelle lesioni potessero essere causate dalla madre, ora ai domiciliari. Oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Uboldo i funerali di Vanessa Gatti, la trentenne morta domenica scorsa in Val Formazza, travolta insieme al compagno e al cane da una valanga. Lì per noi c'era Stefano Di Maria, le immagini sono di Agenzia Blitz. Incredulità e dolore nel pomeriggio di oggi ai funerali di Vanessa Gatti, la trentenne di Origgio morta con Roberto Biancon, 53enne di Parabiago, in Val Formazza, dove sono stati travolti da una valanga. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Uboldo, dove vive la madre della ragazza, era gremita di familiari e amici. A celebrare le esequie sono stati il parroco di Uboldo, don Armando Colombo, e il parroco di Origgio, don Riccardo Pontani. Lei chiamava a salire in alto, ora è sulle vette più alte, quelle di Dio, ha detto nella sua omilia don Pontani. Lei chiamava la vita, ora si trova in quella pienezza di vita che possiamo soltanto intuire. La nostra preghiera in questo momento sia il modo più vero e sincero per esprimere vicinanza agli amici e alla famiglia. Fuori dalla chiesa, ad accogliere il feretro, una folla di gente. In sottofondo la canzone di Robbie Williams, Angels. Un lungo applauso ha salutato Vanessa un'ultima volta. Danni per oltre 150.000 euro, quelli arrecati dai ladri ai distributori di snack e bevande nelle scuole e negli uffici pubblici di Varese. Vediamo il servizio di Michela De Marchi. Gli assalti ai distributori di snack e bevande nelle scuole e negli uffici pubblici a Varese e nelle zone limitrofe non si contano più. Nel 2023 solo la ditta delle macchinette scassinate al liceo artistico ha speso la bellezza di oltre 150.000 euro per riparare gli apparecchi rovinati dai malviventi in circa 90 colpi. L'ultimo episodio ha portato all'arresto di un uomo e una donna, entrambi senza fissa dimora. Avevamo freddo e fame, sono giustificati 2, fermati dalla squadra volante in via Manin, mentre scappavano in bicicletta dopo il doppio furto, prima in una scuola, poi al negozio di abbigliamento sportivo Triple, la cui vetrina era stata sfondata con un tombino. Dopo la convalida dell'arresto, entrambi sono stati scarcerati. Ma al di là dell'ultimo episodio, rimane la sequenza impressionante delle incursioni di ladri e vandali negli edifici pubblici, con i gestori dei distributori automatici ormai da tempo prigionieri di frustrazione ed esasperazione. Un incendio è divampato ieri in un edificio residenziale a Bisuschio, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Vediamo il servizio della redazione. Un incendio è divampato in un edificio di 2 piani in via Natalina Vallazza a Bisuschio, provincia di Varese. È successo ieri sera, martedì 9 gennaio, intorno alle 20:45. Le cause del rogo sono in via di accertamento. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno contenuto e spento le fiamme. Gli operatori hanno lavorato per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. L'opera di spegnimento e messa in sicurezza dell'edificio è proseguita fino a tarda ora. 8 cuccioli di cane abbandonati in una scatola sono stati trovati sulla statale 394 all'altezza di Brenta. Il sindaco Gianpietro Ballardin sta cercando chi li ha lasciati sul ciglio della strada, ricordando che l'abbandono di animali è un reato. I cuccioli ora sono al sicuro al canile rifugio Oroval di Cittiglio, in attesa di famiglie pronte ad accoglierli e donare loro l'amore e le attenzioni che meritano.
Oggi a Gorla Minore sciopero alla casa di riposo Fondazione Raimondi dopo il cambio di gestione gravi e molteplici le problematiche e l'organico ha già perso 30 unità. Veronica De Rio era sul posto questa mattina e ha intervistato per noi i sindacalisti Mauro Catella e Mirella Palermo. Ascoltiamo le loro parole. Allora, oggi siamo qua a scioperare perché Fondazione Raimondi ci ha comunicato il 12 luglio che era in gravi difficoltà economiche e che avrebbe ceduto l'azienda a una nuova società. Questa nuova società, che si chiama Argentum, è stata creata appositamente per rilevare i rami di azienda di Ospedale Raimondi, applica un contratto che non viene firmato a livello nazionale da CGIL, CISL e UIL. Perché è peggiorativo? Tra i contratti del settore socioassistenziale diciamo che quello meno tutelante è il peggiorativo. La questione fondante è che Fondazione Raimondi, avendo ceduto un ramo di azienda, ha contestualmente tolto un'indennità che era contrattualizzata ai lavoratori. Quindi circa 150 euro al 150 euro al mese su uno stipendio di 1.300 euro medio. Facendo i turni e le notti. Esatto, turni, notti, festività e quant'altro. Chiaramente i lavoratori sono molto provati, vengono da mesi in cui lo stipendio è arrivato a volte anche con 40-50 giorni di ritardo. Sono soggetti a turni continui, salti di riposo, non vengono riconosciute le ferie per la mancanza di personale, essendoci stato questo forte esodo. Le ricadute sono sulla salute dei lavoratori e sulle loro famiglie. Come possiamo pensare che le persone fragili, gli anziani, i nostri genitori possano essere accuditi da persone sottopagate, stanche? Siamo allo sport, il basket, stasera la pallacanestro Varese in campo contro i romeni dell'Oradia, mentre il prossimo 11 febbraio sulla panchina di Pesaro il ritorno in campo da avversario dell'ex capitano biancorosso, il 70enne Meo Sacchetti. Il servizio di Giuseppe Sciascia con le immagini Blitz. Meo Sacchetti tornerà per l'ennesima volta a Varese da avversario. L'ex Italia Basket, bandiera e simbolo della Ranger di Varese della seconda metà degli anni '80, sarà il nuovo allenatore della Carpegna Prosciutti Pesaro, nomina avvenuta nella giornata di oggi, mercoledì 10 gennaio, dopo l'esonero di Maurizio Buscaglia. Per coach Meo sarà la possibilità di tornare sulla panchina in Serie A oltre 3 anni dopo la sua ultima apparizione, alla guida della Fortitudo Bologna, che lo esonerò a dicembre 2020. Poi per un paio d'anni fu soltanto Città del Basket a tempo pieno, portando la nazionale azzurra alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, prima della decisione di Gianni Petrucci di esonerarlo a maggio 2022 e affidarsi a Gianmarco Pozzecco. Sacchetti aveva iniziato la stagione a Cantù, esonerato però a settembre dopo la Supercoppa negativa per il tecnico di classe 1953. La data del ritorno a Masnago è domenica 11 di febbraio sulla panchina di Pesaro. E anche per stasera è tutto, il notiziario di prealpina.it torna domani, una buona serata a tutti.